costo di un centro per disabili con fondi regionali, 11 anni dopo tutti assolti per lo scandalo di Ca' della Robinia, la figlia di Remo Sernagiotto, Gloria, oggi sulla tomba del papà. Si è spento dopo 3 giorni di agonia Cesare Zilio, l'architetto di 36 anni di Borso del Grappa, travolto da una slavina il giorno di Pasqua, figlio di un assessore di Bassano, ha donato gli organi. 700 persone al posto delle 180 consentite. Al Matto Rosso di Montebelluna scattano le contestazioni, ma i titolari spiegano che il problema è la confusione tra spazi pubblici e privati. Truffa del finto carabiniere, clonato il numero della stazione dell'Arma di Cordignano, segnalazioni da tutto il territorio, intanto i carabinieri di Pordenone contano 19 episodi in 3 ore. Ladri di carburante in azione in un cantiere a Treviso, 800 litri rubati da un escavatore, i carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna. Spritz e aperitivi serviti in piazza durante la commemorazione del bombardamento di Treviso dopo le critiche del sindaco Conte e le scuse del titolare di Pino, episodio che non si ripeterà. Terremoto in comune a Mogliano Veneto, il sindaco Davide Bortolato Silura e il suo vice Leonardo Muraro, è venuto meno, dice, il rapporto di fiducia. Claudio Baglioni riceve il premio ambasciatore della bellezza a Palazzo Balbi. La mia prima volta a Venezia, racconta, fu deludente. A giugno aprirà il suo tour da Piazza San Marco. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e allora subito la cronaca giudiziaria in particolare, perché c'è stata una svolta in secondo grado rispetto al caso Ca' della Robinia, tutti assolti perché il fatto non sussiste, questa è la decisione a 11 anni da quegli avvenimenti, gioia ma anche tanta rabbia per la famiglia dell'allora assessore regionale Remo Sernagiotto. 11 anni di sofferenze, di rabbia, un incubo che ha travolto e stravolto la famiglia Sernagiotto. La notizia è piombata nella loro abitazione, assolti tutti dall'accusa di corruzione. Gloria è andata in cimitero a trovare il papà, una vittoria, ci racconta, che non posso festeggiare con lui. Le emozioni sono state molto contrastanti, un misto di rabbia e di gioia, di liberazione per la fine di un incubo, ma la rabbia è tanta e francamente per me prevale oggi sulla soddisfazione, perché 11 anni sono tanti, perché una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste vuol dire che per 11 anni abbiamo parlato di nulla, però per noi sono stati un incubo, non perché avessimo mai avuto alcun dubbio sull'innocenza di mio padre, ma perché i leoni da tastiera, la gogna mediatica, le sentenze sui giornali erano state scritte già 10 anni fa. Rimbombano le parole utilizzate da Remo Sernagiotto nel 2017 nel pieno del terremoto giudiziario: male non fare, paura non avere. Lui aveva voglia di difendersi nelle aule di un tribunale, aveva voglia di raccontare la sua verità, non gli è stato permesso e io sono convinta che il suo cuore lo abbia tradito anche per la grande sofferenza e delusione che tutto ciò gli ha provocato. Gloria parla, racconta del papà e del suo rammarico. A volte io mi sono sentita impotente per non essere riuscita a stargli vicino come forse aveva bisogno per riuscire ad affrontare con più serenità questo percorso che per lui è stato molto doloroso e che si è concluso nell'epilogo peggiore, cioè lui è morto prima di sentirsi dichiarare innocente. A toccare il cuore di Gloria l'aspetto umano di una vicenda tanto dolorosa. Mi limito solo a dire che questi 11 anni non ce li ridarà nessuno, mio padre purtroppo non ce lo ridarà nessuno e il sistema della giustizia oggi prevede che nessuno pagherà per tutto quello che noi abbiamo subito in questi 11 anni e questo non va bene. La Corte d'Appello di Venezia ha dunque stravolto la sentenza di primo grado, assolti gli 11 imputati. Allora andiamo a ripercorrere come si è arrivati a questa decisione. Quello che loro contestavano come atto della corruzione in realtà era un atto di natura collegiale prima della commissione consiliare e poi della giunta regionale. Quindi non c'era, e l'abbiamo dimostrato, ritenevamo già in primo grado che non ci fu nessuna corruzione e oggi la Corte d'Appello ci ha dato ragione. Nessuna mazzetta, nessuna corruzione, assolti perché il fatto non sussiste, una sentenza eclatante che ha di fatto ribaltato il giudizio di primo grado.
sono usciti da un incubo durato 11 anni Mario Modolo, al tempo dirigente dei servizi sociali della regione, e Giancarlo Maldassin, ex proprietario dell'immobile Disco Palace di Nervesa della Battaglia. Per Remo Sernagiotto, assessore al sociale del Veneto scomparso nel 2020, è stata riabilitata la figura. Tecnicamente fu pronunciata sentenza in luogo a procedere per morte al reo, ma io ho insistito anche con la famiglia nel voler continuare il percorso processuale anche in appello, perché ritenevo non soltanto che avessimo ragione e quindi volevo portare il nostro contributo tecnico, il nostro contributo processuale all'interno del processo d'appello. I fatti ci hanno dato ragione. Confermata la condanna nei confronti del solo Pierino Rebellato per bancarotta, uno scandalo, quello di Cader La Robinia, che aveva scosso il mondo politico. È caduta l'accusa di corruzione legata ai finanziamenti regionali. I fatti contestati risalgono al 2012, quando la cooperativa Cader La Robinia aveva ricevuto un finanziamento regionale di 3,5 milioni di euro per realizzare nell'ex Disco Palace di Nervesa della Battaglia una fattoria didattica per dare occupazione ai disabili. Lo stabile venne però trasformato in una birreria che finì poi in fallimento. Per la procura, la costituzione della cooperativa era stata creata ad hoc per partecipare al bando e ricevere il contributo. Un capitolo giudiziario che si è chiuso. Sernagiotto è risultato estraneo alle contestazioni che gli erano state mosse. La Corte d'Appello di Venezia avrebbe potuto arrivare alla prescrizione, ma ha deciso di entrare nel merito. Vuol dire che la prova era insussistente e che la prova dell'innocenza era invece una prova molto solida, come abbiamo sempre sostenuto. Di tutta questa vicenda, avvocato, che idea si è fatto? Era una battaglia, una strumentalizzazione politica. Avevamo da subito dimostrato documentalmente che non poteva essere un atto di corruzione. La Regione ha continuato a insistere, era costituita parte civile, ha continuato a insistere sulla responsabilità penale e sulla condanna. Vorrei ricordare che già davanti alla Corte dei Conti avevo fatto assolvere l'onorevole Sernagiotto per mancanza di responsabilità contabile. Oggi, dopo tanti anni, troppi anni, è arrivata la sentenza di assoluzione. È stata fatta giustizia, purtroppo c'è chi, come l'onorevole Sernagiotto, non ha possibilità di goderne sulla terra, ma ovunque sia sicuramente sorriderà. Andiamo alla cronaca adesso. Il dramma la domenica di Pasqua in Alto Adige, non ce l'ha fatta Cesare Zilio, l'architetto di 36 anni, originario di Borso del Grappa, figlio di un assessore di Bassano, che era stato travolto da una slavina. Dopo 3 giorni di agonia non ce l'ha fatta Cesare Zilio, l'architetto 36enne travolto la domenica di Pasqua da una slavina mentre stava salendo verso Cimagrava in Val di Vizze in Alto Adige. Originario di Borso del Grappa, viveva e lavorava a Bassano, grande appassionato della montagna, aveva gli sci ai piedi quando la valanga si è abbattuta su di lui, trascinandolo per centinaia di metri. Immediato l'allarme, il 36enne era stato ritrovato dai soccorritori sotto 1,5 metri di neve in arresto cardiaco e in ipotermia. Dopo lunghe manovre di rianimazione era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Bolzano. Qui è rimasto appeso a un filo fino alle scorse ore, quando il cuore non ha più retto. Cesare Zilio era figlio dell'assessora ai servizi sociali di Bassano del Grappa, Francesca Busa, che si era subito recata domenica sera, appena ricevuta la notizia dell'incidente, assieme al marito e all'altra figlia, al capezzale del giovane. La notizia della morte di Zilio, l'ennesima vittima della montagna, ha lasciato tutti senza parole. Stimato e apprezzato professionista, chi lo conosceva sapeva del suo amore per lo sport e la vita all'aria aperta, dalle maratone allo sci, alle scalate, alle immersioni. E prima di andarsene un ultimo enorme gesto di generosità. Continuerà a esistere perché i suoi organi sono stati donati e potranno ancora vivere e pulsare in altri corpi che avranno altri nomi, un altro colore di occhi, un altro modo di camminare, ma in loro vibrerà ancora tutta l'energia di Cesare Zilio. E nei cuori di chi l'ha amato resterà la bellezza del suo sorriso pulito e contagioso dall'alto di una montagna imbiancata di neve. Un ultimo grande dono che hanno deciso di fare anche i genitori del piccolo Mattias, il ragazzino di appena 12 anni, morto anche lui sulle piste, per un incidente sulle piste da sci. Siamo in Trentino, a San Martino di Castrozza. Abitava a Cesena con la famiglia, ma la mamma è originaria di Vaglio di Roncade e lì abita ancora la nonna del ragazzino.
A Vaglio di Roncade, dove era solito trascorrere le vacanze dalla nonna, oggi c'è un'atmosfera di profondo raccoglimento, un clima che accompagna il dolore per la scomparsa del piccolo dodicenne Mattia Stonti. Il giovane ha perso la vita dopo il grave incidente sugli sci avvenuto sulle piste di San Martino di Castrozza in Trentino. Mentre stava affrontando una discesa è caduto violentemente, battendo la testa contro la neve. Trasportato d'urgenza in ospedale, ha lottato per giorni, ma le sue condizioni erano troppo gravi. La mamma, originaria di Roncade, ha vissuto a Vaglio e per anni ha lavorato alla Ghirada di Treviso. Un legame profondo con questo territorio dove Mattias tornava spesso e dove oggi in tanti lo ricordano. Dopo giorni di lotta in ospedale, il suo cuore si è fermato, ma proprio nel momento più difficile i genitori hanno scelto di donare i suoi organi, un gesto di straordinaria generosità che trasforma il dolore in speranza per gli altri. Una vita troppo breve, ma capace di lasciare un segno. Torniamo alla cronaca giudiziaria. 8 ultras biancocelesti sono finiti a processo per l'assalto al bus dei tifosi avversari prima del derby Treviso-Mestre, quello del 2023. Avevano atteso i bus dei tifosi del Mestre nelle vicinanze dello stadio Tenni, poi gli ultras biancocelesti avevano invaso le strade creando un grave pericolo per la circolazione. Approfittando del rallentamento dei mezzi avrebbero lanciato oggetti contundenti contro gli autobus carichi di tifosi rivali. Si tratta dei disordini scoppiati il 15 ottobre del 2023, prima dell'incontro valevole per il campionato di Serie D. Un assalto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona. 8 ultras trevigiani sono finiti a processo. Per 3 di loro sarà chiesto la messa alla prova, per altri 3 il rito abbreviato e 2 invece opteranno per il patteggiamento. L'udienza è stata rinviata al 5 giugno prossimo. Tutti devono rispondere della violazione della normativa che disciplina la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e il contrasto della violenza negli stadi. 700 persone presenti al posto delle 180 consentite al Matto Rosso di Montebelluna. Scattano le contestazioni, ma i titolari spiegano come dal loro punto di vista vi sia un problema di confusione tra spazi pubblici e privati. Quando agenti di polizia e vigili del fuoco sono arrivati sul posto, al Matto Rosso di Montebelluna hanno contato circa 700 persone al posto delle 180 consentite, quelle previste dalla capienza massima autorizzata dal Comune. Una situazione di obiettivo pericolo per la sicurezza collettiva, recita la Questura in una nota, un sovraffollamento in grado di mettere a rischio l'incolumità dei presenti, causando l'ostruzione dei percorsi d'esodo e di emergenza, fondamentali in caso di evacuazione. Effetto tappo, espressione usata sempre dalla Questura dopo aver trovato più persone accalcate, e questo nel corso di una serata con DJ nella notte tra venerdì e sabato scorsi, con la clientela fatta in parte defluire dopo aver chiesto di abbassare il volume. Da qui la duplice contestazione: da un lato violazioni amministrative per diverse migliaia di euro, dall'altro la segnalazione all'autorità giudiziaria con i titolari intenzionati però a chiarire fin da ora la loro posizione. Una persona quando legge questo dice: mamma mia, chissà che casino che c'era, che filibustieri questi in Matto Rosso, cosa assolutamente non vera. Perché? Perché hanno contato anche le persone che stavano in luogo pubblico. Quindi ora ci sono 2 casi: o questa porzione, questa galleria diventa di Matto Rosso come uso, e a quel punto vorrei avere una capienza pure qui, in modo tale da poter essere rispettosi anche di questo numero, oppure si dice no, è una superficie che deve restare pubblica, e a quel punto, al controllo che ci sarà eventualmente nei prossimi tempi, vorrei che non venissero contate queste persone che sono qui, perché non sono mie. Un incontro in comune è già stato fissato per la prossima settimana. Palumbo non nasconde una certa amarezza. Siamo un posto che fa 140 eventi l'anno, mai un problema di ordine pubblico, mai un problema di antincendio, mai un problema di nessun tipo. Siamo persone attente a questa cosa, attente, e spendiamo un sacco di soldi per essere conformi a tutto. Siamo stati tratti un po' in confusione da una situazione di promiscuità che non giova a nessuno. Al vaglio, spiega la stessa questura, ci sono poi le posizioni degli addetti alla sicurezza, tutti di una società esterna. La verifica anche su questo fronte è in corso.
Forze dell'ordine costrette anche oggi a intervenire in zona Park dal Negro. Dopo l'episodio di ieri è tornato infatti a stendersi lungo il Put in segno di protesta un 45enne indiano. L'uomo è stato messo in salvo per ben 2 volte da agenti della polizia locale e militari dell'Arma. I fatti si sono registrati, come detto, all'altezza del Dal Negro. Nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti urgenti. Si tratterebbe di un caso sociale. Il 45enne lamenta l'assenza di casa e di lavoro. Torniamo alla truffa del finto carabiniere. Clonato, pensate, il numero della stazione dell'Arma di Cordignano. Segnalazioni sono arrivate da tutto il territorio. Intanto i carabinieri di Pordenone hanno contato 19 episodi in sole 3 ore. Ribadisco, noi non chiediamo assolutamente denaro, non chiediamo cauzioni, nel nostro sistema penale, nel nostro sistema giuridico non è prevista la cauzione, quindi qualora dovessero arrivare telefonate di questo genere vuol dire che sono telefonate fasulle, quindi assolutamente non ottemperare a quello che viene chiesto e avvisare subito il 112. Meglio ripeterlo una volta in più, anche perché la truffa del finto carabiniere si fa sempre più subdola e tecnologicamente avanzata, come è avvenuto a Cordignano, dove è stata clonata anche la linea telefonica della stazione dell'Arma locale, con un alert diffuso sui social ufficiali dal sindaco della vicina Sarmede, Larry Pizzol. Tante le segnalazioni dal territorio vittoriese, ma soprattutto pordenonese, in particolare Sacile. Da capire, ma è molto probabile, se ci sia un collegamento. Gli stessi carabinieri di Pordenone hanno contato 19 episodi complessivi in poco meno di 3 ore, 18 andati a vuoto, uno a segno con una 91enne che ha consegnato ori e gioielli a un uomo che si è presentato alla sua porta dopo essere stato annunciato al telefono proprio da un sedicente carabiniere. Sullo sfondo una finta rapina in gioielleria con un'auto riconducibile alla famiglia della vittima. Tutto ovviamente fake. Resta il fatto che nel mirino ci sono spesso anziane sole e che le stesse linee telefoniche delle istituzioni possono essere violate. È una corsa contro il tempo, guardi, ogni giorno noi cerchiamo di trovare le contromisure per porre un limite a questo fenomeno. In questo caso stiamo valutando di interessare le varie società che gestiscono questi slot di numeri per inserire questi numeri in una sorta di blacklist che bloccherebbe l'impulso che chiede di utilizzare quel numero. Quindi quando l'impulso non è certificato, a quel punto quel numero non può essere utilizzato da chiunque. E tornano anche i ladri di carburante in azione, in questo caso in un cantiere di via Castagnole a Treviso. 800 litri di gasolio rubati da un escavatore, con gli stessi carabinieri che hanno denunciato in questo caso un uomo e una donna. Difficile capire se l'occasione, ovvero l'impennata dei prezzi alla pompa, abbia fatto l'uomo ladro. Di certo il 45enne, braccato dai carabinieri per aver rubato del gasolio in un cantiere a Treviso, aveva già una sfilza di precedenti. Con lui una donna di 36 anni, anche lei con un discreto curriculum delinquenziale. La coppia di origini sinti è stata braccata dai militari dopo un'attenta visione delle immagini di videosorveglianza. Tagliata la recinzione, i due si erano introdotti nottetempo nel cantiere di via Castagnole. Era il 29 marzo, quando hanno estratto 500 litri di gasolio da un escavatore. Per l'uomo era la seconda volta. Si è appurato che già aveva fatto un prelievo il 24 marzo, in quel caso 300 litri. Scattata la denuncia a piede libero, il caro gasolio sembra però non rientrare fra le attenuanti. È entrato al Iperlando di Preganziole approfittando del gran numero di clienti del sabato prima di Pasqua. Ha rubato diversi generi alimentari nascondendoli nello zaino, ma il furto è stato notato dagli addetti alla vigilanza del supermercato. Vistosi scoperto, il giovane, un 24enne tossicodipendente di origini sudamericane, ha estratto una siringa minacciando di pungere i vigilantes. Il ragazzo è quindi scappato. Subito è stato lanciato l'allarme. I carabinieri di Preganziole l'hanno rintracciato poco dopo all'interno della toilette di un treno in partenza per Venezia. Nello zaino recuperata la refurtiva del valore di 130 euro restituita al supermercato. Il 24enne è stato arrestato per rapina impropria e rinchiuso in carcere a Treviso. Voltiamo pagina dopo le polemiche rispetto al brusio, agli aperitivi serviti in piazza durante i rintocchi della campana per le commemorazioni del 7 aprile e il post polemico del sindaco Mario Conte sui social. Il titolare della pizzeria da Pino, la vedete nelle immagini, si scusa e promette che l'episodio non si ripeterà. Sono dispiaciuto assai, noi siamo
siamo sempre stati attenti a queste cose così doverose, ma oggi abbiamo peccato e mi dispiace tanto. Se c'è motivo per poter, come si dice, farci perdonare, noi siamo qua per farlo. Mi dispiace tantissimo, ne parlo con il sindaco. Appena l'occasione porgerò le mie scuse. All'indomani delle polemiche del 7 aprile arrivano le scuse del ristoratore. Pino si è detto molto triste, ma pronto a rimediare, trovando anche le soluzioni per il prossimo anniversario. Una potrebbe essere quella di far sedere i clienti solo all'interno. Starli dentro può essere anche sospendere il lavoro, non cambia dentro o fuori. Possiamo anche fermarci per quei 10 minuti, un quarto d'ora, e aspettiamo che la cerimonia finisca. Penso che non sia un problema, o no? Questo mi domando, se dobbiamo chiudere quella mezz'ora, la parte anteriore lo facciamo, ma se invece si può farlo lo stesso sospendendo il lavoro e ci fermiamo in onore, lo faremo volentieri. Sui turisti poi Pino ha un'idea molto precisa. Ma credo che non è un problema, i turisti sono molto comprensivi e anche i clienti, anzi se vivono certe emozioni si sentono molto più gratificati. Qualche brusio si è levato anche dal sottoportico dei 300, dove hanno i tavolini il bar ai Soffioni e Beltrame. Al primo esercizio però il comune aveva fatto una richiesta precisa che a Pino non era stata fatta. A noi è stato richiesto la scorsa settimana di rimuovere sotto questo corridoio gli sgabelli e i tavoli alti, ed è una cosa che è stata fatta e nessuno è stato accomodato nell'area richiesta. Mentre sotto la loggia invece avete comunque servito? Sì, perché non è stato detto nulla da parte del comune. E sul rumore di sottofondo non tutti hanno avuto la stessa percezione. C'era un rumore, c'era una confusione, lei come l'ha percepito? Non eccessivamente, era tutto sotto controllo. Non c'era un disturbo da parte della gente seduta da Pino, turisti che pranzavano silenziosi, bisogna dire, perché li ho osservati attentamente. Poteva fare un'ordinanza anche il sindaco? Anche, che adesso ha detto che la farà, ma a volte basta parlare con le persone. Le frecce tricolori intanto a Istrana questa mattina per un volo di addestramento cosiddetto fuori sede che precede l'inizio della stagione delle manifestazioni aeree. La pattuglia acrobatica nazionale ha solcato il cielo della base sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, dove operano quotidianamente gli Eurofighter sia per attività addestrative sia in servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO. All'evento hanno preso parte, le vedete, le autorità militari e civili accolte in aeroporto dal comandante del 51esimo stormo, il colonnello pilota Fabio De Luca, e tanti nasi all'insù, l'avete visto, per seguire le frecce tricolori. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi, torneremo tra poco con molte altre notizie. Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati, andiamo al terremoto politico di oggi in comune a Mogliano Veneto con il sindaco che ha silurato il suo vice Leonardo Muraro. È venuto meno, ha detto, il rapporto di fiducia. La bomba a Mogliano deflagra poco dopo l'ora di pranzo, quando il sindaco Davide Bortolato comunica di avere revocato con effetto immediato le deleghe a Leonardo Muraro, che oltre all'incarico di vice sindaco aveva pure la delega sicuramente di peso alla sicurezza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, un'uscita sulla stampa da parte di Muraro su una presunta richiesta del comune di prolungamento dell'orario di apertura della caserma dei carabinieri. Ma da tempo i rapporti tra il primo cittadino ed il suo vice erano tesi. Purtroppo c'è stata un'uscita giornalistica che ha creato imbarazzo per me, perché alcune istituzioni insomma si sono irrigidite dopo questa uscita. Ho dovuto portare delle giustificazioni, insomma, e buttare acqua sul fuoco, e questo purtroppo non va bene. Poi una delegittimazione costante non fa bene, insomma, a un sindaco. In una città c'è un sindaco e il vice deve fare il vice, non ci possono essere due sindaci in una città. Un logorio della fiducia e del rapporto di sintonia tra le due massime cariche del comune che ha portato alla defenestrazione di Muraro. È mancato pian piano quel rapporto di fiducia che è fondamentale tra un sindaco e il suo vice.
Purtroppo quando manca il rapporto di fiducia non si lavora più bene assieme e l'azione amministrativa rallenta, e questo assolutamente una città, un'amministrazione come Mogliano Veneto non può permetterselo. Leonardo Muraro preferisce non commentare ufficialmente, ma accenna a tensioni politiche legate al passaggio di Bortolato a Fratelli d'Italia, tensioni che il sindaco nega. Voglio ribadirlo, l'alleanza di centrodestra a Mogliano rimane salda, adesso attendo dalla Lega una rosa di nomi, insomma, per scegliere un nuovo assessore. Del resto non è la prima volta che accade a Mogliano, successe anche nel 2020, allora però ci furono le dimissioni dell'assessore alla sicurezza, il leghista Carlo Albanese. L'ultima volta che mi è successo, 5 anni fa, la Lega mi fece il nome di Marco Donadel, che fece qui a Mogliano l'assessore per 4 anni e poi diventò sindaco e ora nuovo presidente della provincia. Nell'attesa dell'indicazione da parte della Lega, Bortolato ha nominato sua vice l'assessora Martina Cocito. Lega che tra l'altro si riunirà proprio questa sera, quindi vedremo cosa emergerà. Voltiamo pagina, andiamo a Treviso, rilasciati migliaia di avannotti di trota marmorata, operazione ecologica da parte dei pescatori trevigiani per ristabilire l'ecosistema nella città. Treviso è unica per un'attività di pesca sportiva che viene addirittura citata da New York Times. Assolutamente sì. Con i numerosi canali di risorgiva che abbiamo è possibile a Treviso fare lo street fishing, che è una pesca che si fa in città con il rilascio poi del pesce. Giornalisti americani a Treviso per un'attività di pesca sportiva non cruenta. Un caso unico, almeno secondo il New York Times, che nelle scorse settimane ha contattato la Pescatori Sile, impegnata in questi giorni nell'opera di ripopolamento delle acque cittadine, con avannotti di trota marmorata legata, e questa è un'altra particolarità, alle attività di pescatori davvero particolari. I cormorani stanno distruggendo i fiumi e stanno tirando via tutti i pesci, stanno morendo. Quindi bisogna intervenire, cercare di fare i ripopolamenti, e noi lo facciamo sia con il marmorato in questo caso, ma anche con altre varietà. Oltre 40.000 gli avannotti arrivati dall'incubatorio di Feltre e immessi tra l'Imbaraga e i canali fuori e dentro le mura di Treviso. La marmorata è la regina delle nostre acque e quindi deve esserci, perché serviva da equilibratore, perché era il predatore assieme al luccio di altre varietà, di altre specie, e si nutre di quello che c'è nel fiume qui dai gammarus, quindi deve avere nutrimento che lo trova nelle alghe che abbiamo noi. Siamo fortunati ad avere quelle erbe verdi che vediamo, sono pregiate. Importante per questo ecosistema l'intesa tra pescatori e Comune di Treviso. Anni fa con la provincia e con la stessa associazione abbiamo fatto un protocollo d'intesa, e quando noi puliamo i canali stiamo attenti proprio a lasciare alcuni tratti di vegetazione ripariale, spondale, fondale, affinché gli avanotti possano proteggersi e possano riprodursi. Pescatori di Treviso che ogni anno vanno a ripopolare anche altri fiumi come il Piave o il Livenza, e che ci tengono a sottolineare come la loro attività sia tutt'altro che predatoria e soprattutto cruenta. I pescatori sono ininfluenti sui pesci. Pensa che la nostra associazione, che conta 301 soci, l'anno scorso i pescatori hanno trattenuto 118 pesci, vuol dire niente, perché per lo più si pesca solo in modo sportivo, cioè si prende il pesce e lo si rilascia. Il pesce è scomparso perché ci sono i cormorani, quello è il problema. A Sant'Artemio adesso, perché compie 16 anni il banco solidale dell'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. Sono più di 130 famiglie che stiamo aiutando, perciò un numero consistente. Sono famiglie per bene, sono operai che lavorano, donne che lavorano, che hanno figli. Scaffali pieni, mani che si tendono, storie che si incrociano. Da 16 anni Veneti Schiacciati dalla crisi è molto più di un banco alimentare, è un luogo dove la dignità trova spazio anche nei momenti più difficili. L'aiuto più grande che penso che abbiamo qui e che Mirella si sta facendo in 4 insieme a tutti i suoi volontari e quant'altro per aiutare le persone davvero in difficoltà. Sì, è importante, ringraziamo sempre. Un sostegno che prova a rispondere a bisogni sempre più complessi, perché la povertà non si ferma alla tavola vuota. Poi ci sono le bollette, ci sono altre spese. Affitti, bollette e spese urgenti come le visite mediche. Accanto al cibo, Veneti Schiacciati dalla crisi ha sviluppato una rete di aiuti economici per sostenere le famiglie più in difficoltà. Noi, specialmente a Natale o a Pasqua, alle famiglie più bisognose cerchiamo di dare questo sostegno economico con un assegno che poi io faccio vedere tutti i giorni nella mia trasmissione Sveglia Veneti, per far capire l'importanza anche della trasparenza dei soldi che arrivano, sia col 5 per 1000, ma con
quelli che danno anche le persone, ecco, con i loro contributi nei nostri conti correnti. 16 anni di impegno silenzioso fatto di volontari, di ascolto e di presenza costante. 16 anni in cui questa realtà è diventata un punto di riferimento per tante famiglie messe in difficoltà da una crisi che non si è mai davvero fermata. Prima la pandemia, poi le guerre, l'inflazione, il costo della vita sempre più alto. L'anno scorso è morto mio marito, siamo dei Ucraina, però signora Mirella mi aiuta tanto. Qui ogni aiuto è un passo per resistere e per provare giorno dopo giorno a ripartire. Per il Banco Solidale, ip ip, urrà! E ora il pellegrinaggio da record dei cresimati trevigiani rientrati da Roma. 1500 ragazzi e ragazze di terza media con 250 accompagnatori tra catechisti, sacerdoti, religiosi e genitori hanno partecipato alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro. Con loro il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che durante la messa ha augurato a tutti di sentire lo sguardo di Gesù su di sé e di sentire la sua voce che dice il proprio nome, come è successo a Maria Maddalena davanti al sepolcro vuoto. Per i pellegrini trevigiani, giunti a Roma con 32 pullman, sono stati 3 giorni di preghiera, gioco e visita della città, 3 giorni di gioia conclusi con la partecipazione all'udienza di Papa Leone. E ora andiamo a altro personaggio, il cantante Claudio Baglioni, che a Venezia ha ricevuto il premio Ambasciatore della Bellezza. La bellezza esiste già e quindi andrebbe scovata, rintracciata, stanata, però c'è una bellezza da inventare continuamente in ogni epoca, ogni giorno, e quindi sì, è una sorta di semina, perché insomma, per avere un raccolto bisogna possedere almeno i primi, le prime materie, insomma, i semi da buttare, e qualche volta si riesce a raccogliere. È Claudio Baglioni quest'anno a ricevere a Palazzo Balbi il titolo di Ambasciatore della Bellezza, conferito dal Festival della Bellezza, giunto alla 13ª edizione, e dalla Regione Veneto. Un riconoscimento alla memoria del critico d'arte Philippe Daverio, che contribuì all'ideazione del festival nei luoghi simbolo del nostro patrimonio artistico e culturale. Baglioni sarà protagonista del festival con i 2 concerti d'apertura, Grand Tour La Vita è Adesso in Piazza San Marco il 29 e 30 giugno, e racconta come la sua prima esperienza in città, al Lido di Venezia, agli inizi della carriera, non fu proprio tra le migliori. È normale che sia così, è persino bello, perché uno può contare la distanza che c'era da un clamoroso insuccesso fino invece al momento in cui le cose cominciano ad andare bene. E questo è un motivo di vanto, è in tanta incertezza che ognuno di noi può avere anche nel cammino della vita, guardarsi indietro e dire, beh, vedi, però ero quello che già alla seconda canzone veniva buttato via giù dal palco, invece oggi insomma le cose vanno decisamente meglio. Questo è il migliore dei premi e la più grande delle gratificazioni. Un artista che riesce a unire le generazioni, spiega il governatore Stefani, che porta nel cuore una canzone in particolare, La Vita è Adesso. È una canzone che mi è stata dedicata al compleanno dei 17 anni da una ragazza del liceo, e quindi conservo ancora la lettera con me, che è dall'altra parte, eccola qui, scritta a penna quando non c'erano i social network, copro il nome perché è giusto, e ovviamente c'è tutto il testo della canzone scritto e che mi è stato dedicato, e che porto ovviamente tra i ricordi più belli, e anche insomma a simboleggiare che Claudio Baglioni è un artista intergenerazionale capace di entusiasmare generazioni diverse, anche i più giovani, e continua a farlo, e sono onorato oggi di poterlo ospitare qui a Palazzo Balbi. E noi invece andiamo alle notizie dal Bellunese. Tenta un gesto estremo alla diga di Val Gallina a Soverzene, ma viene convinto a desistere grazie al prezioso intervento del negoziatore del comando provinciale di Belluno. Parliamo di un 48enne originario dell'Alpago che ha accettato di farsi accompagnare al pronto soccorso una volta al San Martino, però ha rifiutato con decisione la terapia, danneggiando suppellettili dell'ambulatorio. Il trambusto è durato pochi minuti, fintanto che il 48enne è stato portato a più miti consigli a tutela delle sue condizioni di salute.
E una valanga invece di grandi dimensioni si è staccata stamattina dal versante est del Monte Mulazzi in Valle del Biois a Falcade. L'evento potrebbe essersi verificato intorno alle 11. Fortunatamente è stato escluso il coinvolgimento di persone. È stato uno sciatore a chiamare il 118 verso le 11:30 e a dare l'allarme. Subito sono scattate le verifiche che si sono concluse intorno alle 13:30. Il rischio di ulteriori distacchi di slavine è tuttora presente in Agordino e su tutta la montagna bellunese, complici le temperature pressoché estive anche in quota. Controlli a largo raggio dei carabinieri invece nel weekend di Pasqua a Cortina d'Ampezzo. Tra il 4 e il 6 aprile i militari hanno verificato 47 veicoli identificando 81 persone nell'ambito di un servizio straordinario per gestire i flussi turistici e prevenire reati. 6 le denunce per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici anche oltre i 2 grammi per litro, ben al di sopra dei limiti di legge. Coinvolti sia residenti sia turisti. Momenti di tensione durante un controllo con un giovane neopatentato alla guida di un'auto non consentita che ha ignorato l'alta e tentato la fuga, ma è stato fermato poco dopo, denunciato e con il veicolo posto sotto sequestro. Un altro ragazzo è stato segnalato per possesso di marijuana, mentre in un'abitazione privata un uomo è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari intervenuti in quel caso per schiamazzi notturni. Almeno una decina di distributori di carburante in provincia sono rimasti senza gasolio durante il weekend pasquale e il problema sembra persistere a macchia di leopardo in tutto il bellunese, vista la situazione generale. È successo quello che è successo anche i giorni prima, cioè nel senso che Eni da 2 settimane sta praticando un prezzo molto buono, diciamo, però ci sta mettendo in grosse difficoltà perché non riescono a rifornire. Sembra quasi che si facciano male da soli. Più che la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz, il fatto che alcuni benzinai siano rimasti a secco di scorte di carburante, di gasolio per lo più, dipenderebbe dal taglio delle accise disposto lo scorso 19 marzo dal governo italiano. Dopo il venerdì santo la passione per gli automobilisti è proseguita per tutto il weekend pasquale e ancora in queste ore a macchia di leopardo alcuni distributori nel bellunese avvisano del momentaneo esaurimento dei carburanti. Secondo il sindacato dei gestori degli impianti di Confcommercio, la causa principale va ricercata nella politica di Eni che ha applicato prezzi al litro inferiori ai 2 euro. Da lì la corsa al rifornimento selvaggio. Con questo prezzo gli impianti dell'Eni sono molto veloci a smaltire il carburante a causa del flusso notevole di clientela che tenendo conto del prezzo effettua il rifornimento presso questi impianti. Non altrettanto rapido è stato il rifornimento verso la montagna e così gli impianti sono rimasti senza scorte perfino per 3 giorni, obbligando in taluni casi alla chiusura forzata dei distributori. Fabiane però rassicura sul futuro e tranquillizza chi deve spostarsi. In questo momento il prodotto ce n'è, si tratta solo di gestione del sistema logistico di distribuzione del carburante. Questo problema con Eni si era già verificato in tempi non sospetti, sotto le feste natalizie anche, non in questa maniera, in maniera molto tenue, però si era già verificato, sempre per motivi logistici. Una buona notizia arriva invece da Feltre, il Teatro della Sena, la piccola Fenice, dove Carlo Goldoni esordì con 2 delle sue prime opere, alza il sipario dopo quasi 100 anni di chiusura grazie all'intervento del Comune di Feltre e alla collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto. La piena riapertura del Teatro della Sena è un orgoglio condiviso. L'opera parla da sola, ospitata al primo piano della Palazzo della Ragione, di fianco alla sede del municipio di Feltre. Alla Sena il tempo sembra essersi fermato. È chiamato la piccola Fenice per la sua eleganza e per quella straordinaria capacità di rinascere nel tempo, proprio come il celebre teatro veneziano. Ma le sue radici sono ancora più profonde. Già nel 1729 qui si rappresentavano alcune delle prime opere di Carlo Goldoni, segnando l'inizio di un legame con la grande
grande tradizione teatrale italiana. Chiuso da quasi 100 anni, terminati i lavori di restauro che ha rispettato l'identità storica dello spazio, il Teatro della Sena è pronto ad accogliere una nuova stagione di spettacoli e a capienza piena. Un ringraziamento ovviamente a tutti coloro i quali hanno creduto in questo progetto che noi fin dall'inizio abbiamo portato avanti con molta determinazione. Noi siamo felicissimi di poterlo restituire a Feltre, ma non solo. Il sipario torna ad aprirsi grazie alla collaborazione tra il Comune di Feltre e il Teatro Stabile del Veneto. Questo teatro deve diventare un luogo di produzione, deve generare arte, teatro e cultura, e noi come Teatro Stabile del Veneto produciamo teatro, però ci siamo anche resi conto che questo teatro deve rientrare all'interno di una filiera teatrale, quella regionale veneta, che è molto importante. Con Artevenne si è perciò lavorato e si è deciso di lanciare da Feltre la 4ª edizione di un avviso pubblico, scadenza il prossimo 7 maggio, destinato alle compagnie professionali del Veneto che dovranno impegnarsi a creare spettacoli all'interno del cantiere Goldoni. 6 le date a partire da settembre, più una di produzione Artevenne con i giovani. Adesso che abbiamo la parte strutturale è importante andare anche alla parte artistica, dobbiamo riempirlo di persone, riempirlo di giovani, riempirlo di contenuti e che sia effettivamente la Sena viva. Per Feltre non si tratta solo di una riapertura, ma di un vero ritorno alla vita culturale. Deve diventare una sorta di piccolo laboratorio per l'esperienza anche di giovani leve nel campo di essere artisti, di teatro, di cultura, di musica, di altro, insomma. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo, una buona serata a tutti, arrivederci.